Questa settimana siamo a Cavarzere e siamo con il sindaco di Cavarzere, Pier Francesco Munari. 13.000 abitanti, una città con vocazione agricola sicuramente, ma anche che ha dimostrato una vivacità negli anni, sia nel settore artigianale, nel settore industriale e nell'editoria. Detto questo, come sono, sindaco, gli abitanti del suo osservatorio di Cavarzere? Allora, sì, come dici giustamente tu, ha una tradizione agricola importante, dettata anche dal fatto, insomma, che il nostro territorio è molto ampio, molto esteso, sono 140 km quadrati, quindi la vocazione agricola è insita nel nostro comune, però insomma abbiamo diverse eccellenze, abbiamo avuto anche una tradizione storica per quanto riguarda ad esempio la ginseria. Cavarzere negli fine anni 80 era la capitale mondiale del jeans, con al tempo quasi oltre, anzi no quasi, 300 partite IVA che facevano appunto jeans. Adesso si sono notevolmente ridotte perché ovviamente le produzioni si sono spostate, però insomma rimane una società ancorata a quella tradizione. Però abbiamo tante eccellenze, abbiamo il comparto della bici con la Bottecchia L'Esperia. Adesso la Bottecchia, a seguito di quel grave incendio che c'è stato qualche anno fa, si è spostata di poco perché ovviamente il capannone era totalmente inservibile, però rimane l'Esperia, quindi una fabbrica molto importante. Abbiamo ovviamente il gruppo storico di Cavarzere, che è il gruppo Turatti, che era un leader mondiale dell'industria agroalimentare. Abbiamo a breve un inserimento molto importante, che è quello di Sergio Bassan, che anche questo è un leader nei macchinari agricoli, quindi diciamo ritorniamo alla vocazione agricola di Cavarzere, che ha preso una struttura molto importante e si inserirà con una struttura con circa 70-60 dipendenti, quindi insomma c'è fermento, c'è abbastanza movimento. Ovvio che è una comunità che paga un po' il calo demografico come tutte le aree non urbane, e un invecchiamento della popolazione che, se da un punto di vista diciamo demografico è un vantaggio perché significa che la gente vive di più, dall'altro ovviamente abbiamo un deficit tra morti e nuovi nati abbastanza importante. Mattia Bernello, assessore a un sacco di cose qua Sì, a abbastanza. Cavarzere. Sport, associazionismo. Sì, agricoltura, pari opportunità, un mix. Ecco. Le associazioni, ecco, per noi sono importanti. Sai che siamo Comune Europeo dello Sport del 2028 e quindi questo è stato frutto di un gioco di squadra proprio solo grazie esclusivamente alle associazioni sportive. A Cavarzere ne abbiamo una ventina, le più variegate, perché parliamo di tennis, abbiamo la box, abbiamo il calcio sia maschile che femminile, abbiamo il basket, il pallavolo, quindi tantissimi sport, anche addirittura il cubo di Rubik, e quindi tante realtà, ma non solo. Poi ci sono le associazioni culturali che grazie anche a loro riusciamo a mantenere vivo il teatro comunale, che sicuramente l'avrei già quello visto. lo chiedo, Sì, decisamente. sì, una piccola fenice, la definiamo noi, ecco. Quello sì, quindi per noi sono molto importanti queste realtà, ecco, fondamentali direi. Ecco, voi avete anche un sacco di frazioni importanti. Per ogni frazione c'è un comitato, quindi abbiamo il comitato di Rottanova, di San Pietro, di Boscochiaro, di Grignella, di San Giuseppe, tutte queste bellissime frazioni che come operano loro? Loro operano principalmente con le sagre paesane. Difatti a Cavarzere centro non abbiamo una vera e propria sagra, abbiamo poi le proloco qui mercoledì d'estate e i carri allegorici che a proposito ti invito al 21 di marzo Grazie. ai carri allegorici. Voi assieme con la voce di Rovigo e Delta Radio, insomma, vi aspettiamo sempre. Però le frazioni in questo caso loro operano con appunto le sagre paesane, che per noi sono importanti. I comitati di frazione sono veramente importanti e fondamentali perché arrivano dove l'amministrazione a volte non riesce ad arrivare, e animano appunto le frazioni con questi momenti appunto di gioia che sono di solito tra le 2-3 settimane, dove che appunto è un momento di gioia e di festa, ma per noi è anche fondamentale perché, come vedi, abbiamo una strada che ti porta a Padova verso anche il mare, e quindi tanti appunto turisti nel periodo estivo vedono appunto queste sagre paesane, questi momenti di gioia, e si fermano, e a noi fa solo che piacere vedere le varie frazioni così vive. Voi avete sempre ragionato molto in grande, nel senso che le aziende qua avevano conquistato il mondo, però mi viene in mente l'editoria, come dicevo prima, le aziende che ha citato lei. Perché secondo lei ha questa vocazione di pensare in grande il cittadino di Cavarzere? Mi fa piacere perché insomma vuol dire che le ambizioni sono sicuramente importanti e che i progetti sono veramente ammirevoli. E non so darti una spiegazione reale, però diciamo che è sinonimo di grandi menti imprenditoriali. Infatti insomma diversi soggetti hanno avuto successo nel loro campo e quindi questo ci può solo che far piacere. Ecco, voi vi sentite un pochino
ai margini della città metropolitana di Venezia? Allora, O ne soffrite un pochino? Allora, devo dirti la verità, noi siamo ovviamente il comune più a sud della città metropolitana, però con la città metropolitana in questi ultimi anni abbiamo collaborato e lavorato molto bene, seriamente. Abbiamo condiviso con il sindaco Brugnaro una visione di città metropolitana e di Venezia, città che non è limitata appunto alla città più bella del mondo, ma che ha aperto i suoi confini fino a tutti i 44 comuni della città metropolitana. Peraltro all'ultimo consiglio metropolitano al quale ho partecipato ho scherzosamente riferito al sindaco Brugnaro che c'è parte dei comuni del Veneto orientale che vogliono andare in Friuli, un comune del provincia di Venezia meridionale che vorrebbe andare su Padova. Gli ho detto: sindaco, io invece le garantisco la mia fiducia, perché con la città metropolitana abbiamo fatto tante cose e anche tanti progetti che stiamo condividendo con loro e finanze che la città metropolitana ha riversato sul nostro territorio, che sono sicuramente visibili con lavori fatti, ma anche frutto insomma di una diplomazia importante che abbiamo portato avanti come ministro. Il paese è il mio paese, E quindi lei è contento, soddisfatto? ma diciamo che va bene. Una volta che era un ammasso di pendolari che andava Padova, Strava, Porto Marghera, che portava dei soldi e che otteneva vivo. Adesso non esiste più niente, insomma, per me. Cavazzoli, cosa rappresenta per te? Il Far West. Ah sì, No, scherzo, è un bel posto. tu ci vivi o sei appena arrivato? Momentaneamente sì. Sei nato qua? No, sono di Padova. E qua cosa hai trovato in più di valore aggiunto? Ti trovi bene? Per il momento sì, dai, però spero anche di andarmene il prima possibile. Ah sì? Sì, è una città più grande. Tanti anziani, che non è un male, però neanche un bene per un ragazzo giovane. Il bel paese del Una mondo. cittadina, Sì. una cittadina di campagna, Ma che ha tutto la fondamentalmente. qualità della vita non è male per il momento e tante cosette non vanno proprio bene, ma penso come dappertutto. Però lei è soddisfatta? Però io sì, perché voglio bene, lo amo, sono nata, cresciuta, vissuta e tutto, insomma. Qui mi trovo bene per il momento. L'importanza anche di Cavarzolo è anche per la sua storia. Tra l'altro avete un teatro favoloso, un ricordo di Serafin che probabilmente aleggia in tutta la città. Questo fa parte anche questo del DNA dei vostri cittadini? Assolutamente sì, grazie al maestro Serafini il nome di Cavardere, di Rotta Nova di Cavardere, è stato portato in giro per il mondo, perché insomma il Metropolo di New York è esposta una foto di Tullio Serafini, quindi tutti lo conoscono, gli appassionati di musica è un nome, uno tra i nomi più importanti del panorama mondiale, e quindi la tradizione c'è sempre stata. Noi, come giustamente hai osservato tu, abbiamo un teatro che è intitolato al maestro Tullio Serafin, che è una piccola fenice, è un teatro che non ha tantissimi posti a sedere perché sono 236 posti, ma che vede sia una stagione teatrale che una rassegna giornalistica molto importante. Quindi insomma un piccolo teatro che però riserva grandi sorprese per i cittadini di Cavardere, non solo, perché abbiamo tanta gente da fuori paese che viene per assistere. La storia, diciamo, io la collego sia al maestro Tullio Serafin, la collego anche ai drammi di Cavardere durante la seconda guerra mondiale. Come tu ben sai, l'anno scorso sono passati 80 anni dalla distruzione di Cavardere, la Cassino del Nord, una devastazione, una distruzione che ha coinvolto la città in maniera drammatica, con oltre 76 morti, 700 edifici distrutti, e che fortunatamente dopo un percorso durato tanto tempo, l'anno scorso ha visto il Presidente della Repubblica firmare la medaglia d'oro al merito civile che è stata consegnata alla città, e quindi anche lì la storia noi la sentiamo e la viviamo in maniera importante. Anche Cavarzere ha subito lo spopolamento dopo la seconda guerra mondiale? Allora, noi abbiamo avuto due grandi drammi: il dramma dei bombardamenti del 45, che sono conclusi il 27 aprile del 45, che già lì è stato un colpo duro alla nostra città, e successivamente l'alluvione del Po nel 51, quindi a distanza di pochi anni, che ha dato, diciamo così, un colpo di grazia a Cavardere, che al tempo contava quasi 30.000 abitanti. Quindi anche Cavarzere ha preso la metà. 28.000 abitanti, sì, perché si parla sempre di alluvione del Polesine, ma non si sa che
È arrivata anche da voi. Si è fermato sul muraglione che hai visto qua sul nostro argine, quindi Cavarzere ha avuto tantissimi danni. In quel periodo là c'è stata un'immigrazione importante, ad esempio a Settimo Torinese, dove c'è una comunità cavarzerana molto importante. Noi siamo anche gemellati con Settimo, quindi gli amici settimini molto spesso ci vengono a far visita, o siamo andati noi in diverse occasioni a trovare il consiglio comunale di Settimo. E diciamo che molti che sono andati non sono tornati, qualcuno è ritornato, però ovviamente il calo demografico, se si guarda il grafico, dopo il 51 c'è stato da 28 siamo passati a 20 e poi pian pianino c'è stato un calo demografico importante, ci eravamo attestati sugli anni 90 18.000 abitanti e inesorabilmente stiamo andando verso il basso, purtroppo, come ripeto, tutte le aree rurali un po' distante dai servizi. Sono stato sempre un cittadino cavarzerano, però è stata penalizzata da fatti che non c'entravano, come la guerra e l'alluvione. Si sono trasferiti tutti nella zona di Torino-Milano e non sono più ritornati, anche se qualcuno fa l'effetto inverso e quando va in pensione torna alle proprie radici. Quindi c'è questa nostalgia di Cavarzere. Sì, c'è una certa nostalgia. Si vedeva una volta quando arrivavano qui per Ferragosto, ma poi le cose sono cambiate, i figli dei figli non sono più tornati, e solo qualche pensionato ritorna e ci fa anche piacere, però fa invecchiare la popolazione, sono i ragazzi che ci mancano. Diciamo che dal punto di vista culturale si cerca di fare il possibile con la stagione teatrale, con varie attività culturali che vengono fatte dall'assessore, organizzate dall'assessore Ilaria Turatti, con la collaborazione del direttore artistico Enzo Salmaso. Io personalmente ho un canale YouTube nel quale intervisto persone che vogliono pubblicare la loro musica, i loro libri e quant'altro. Sì, qualcosa dal punto di vista culturale si fa. Quello che oggi non va molto bene a Cavarzere è la questione sicurezza, a mio parere, perché ci sono moltissimi casi di furti in abitazioni, danneggiamenti di automobili. È una cosa molto grave. Immigrazione come siete messi? Allora, c'è una buona condivisione con... Allora, immigrazione, come tutti i centri d'Italia, ahimè, io mi confronto con i sindaci della città metropolitana, ma anche con i sindaci del Polesine, è un problema, perché è un'immigrazione che fortunatamente nel territorio di Cavarzere non ha dato grossi problemi. Molto spesso ci sono episodi di criminalità che sono legati all'immigrazione, soprattutto allo spaccio. Non posso dire che Cavarzere è un'isola felice, ti dico che è ancora un'isola felice rispetto a altre città anche vicine, dove il fenomeno è molto più sentito, e mi auguro che a livelli più alti di quelli comunali, perché noi poteri sull'immigrazione non ne abbiamo, come sindaci non possiamo fare sostanzialmente nulla, ma al governo venga fatta una stretta, perché noi notiamo che sono sempre più nuclei familiari anche di immigrati che chiedono aiuto al comune, quindi c'è una sofferenza economica importante e la coperta è sempre più corta. Quindi se prima riuscivamo a garantire dei servizi sociali efficienti a un numero di persone, adesso se quel numero di persone cresce e quelle risorse diminuiscono, immaginate che non possiamo arrivare dappertutto. Sono stato via 40 anni. E quando è ritornato cosa ha trovato di Cavarzere? Un po' peggio di prima, nel senso più povero, meno gente, tanti bar però. Ma secondo lei potrebbe ritornare ai fasti degli anni '80, quando c'erano i jeans, quando c'era un bel po' di fabbriche, oppure è destinato a un lento declino? No, sicuramente no. Se non che fabbriche c'erano? C'erano i laboratori e basta, tutti i laboratori. Fabbriche, ai tempi di mia mamma e mio papà c'era il vinificio e il zuccherificio spariti, basta. Un po' di quando è stato il momento dei laboratori, basta. La Sommola sta in 12.000 abitanti e casa mia 650 stranieri.
e il resto che viene da sé. Ecco. Cavarzere, l'abbiamo premesso, è città molto vasta, molto grande, con tante frazioni. Riuscite a garantire i servizi alle vostre frazioni? Allora, diciamo che le frazioni, sì, ne abbiamo, sono numerose e fortunatamente abbiamo sento un grande orgoglio dei cittadini delle frazioni che sono veramente orgogliosi di farne parte. Ci sono tantissimi comitati, appunto ogni frazione ha il suo comitato che è un po' la linfa vitale della frazione. Noi cerchiamo di mantenere i servizi non senza fatica perché ad esempio se andiamo indietro di 50 anni ogni frazione aveva la scuola, dato anche il calo demografico è il primo servizio che quando non ci sono bambini viene tolto. Noi abbiamo una scuola nella frazione che è quella di Boscochiaro che ogni anno a fatica con i numeri cerchiamo di mantenere, ma ci siamo impegnati per mantenerla perché è un presidio fondamentale. Dall'altra parte le frazioni un po' più grandi riescono a sopravvivere con i servizi. Abbiamo lottato anche per mantenere qualche giornata in più l'ufficio postale aperto, ad esempio a Rottanova. Adesso abbiamo fatto un investimento importante a San Pietro dove l'amministrazione ha messo diverse e ingenti risorse per la costruzione di una nuova farmacia. C'è già un presidio farmaceutico ma che non era norma, quindi su un edificio comunale creeremo una farmacia nuova, quindi con le possibilità che non sono sicuramente molte noi stiamo cercando di mantenere dove possiamo i servizi nelle frazioni per far vivere il più possibile la frazione. Il presidente della regione è vecchio come te. Sì. Tu sei attivo nel mondo politico. C'è secondo te un ritorno dei giovani nella politica o auspicheresti che arrivasse un ritorno? La seconda opzione, nel senso che di sicuro, anzi coloro che fanno politica da tanto tempo è fondamentale averli perché appunto noi giovani abbiamo bisogno di voi che comunque ci date la possibilità di imparare, di capire la macchina amministrativa, di conoscere anche come muoverci anche sotto certi aspetti, però l'importante io credo che appunto anche in questo contesto storico di ricambio generazionale e appunto il presidente Stefani ne è l'esempio, amministratori nuovi, giovani e che dimostrano di essere capaci. E forse la politica ha sempre più bisogno, ma questo è importante per poter anche lanciare un messaggio a noi giovani, la possibilità di dire che la politica non è così brutta, anzi la politica io la trovo una cosa meravigliosa, bella, perché a volte ti dà la possibilità di creare e di studiare dalla A alla Z dei progetti che magari all'inizio non capivi, non comprendevi, ma di poi realizzarli per la tua comunità. Quindi io invito veramente tutti i giovani a partecipare alla vita politica, sono sempre disponibile, chi mi manda un messaggio rispondo subito, quindi veramente avviatevi alla politica. I prossimi progetti che farete nell'immediato, soprattutto anche sfruttando il PNRR, che ormai siamo alla scadenza, avete qualcosa in particolare da... Allora, noi siamo stati fortunati, ma dico anche bravi, perché abbiamo fatto 6 grandi cantieri. Io sono sindaco dall'ottobre 21, in questi 4 anni e mezzo abbiamo riversato tantissime risorse, non senza fatica, perché ovviamente il PNRR non sono soldi regalati, non sono cantieri facili da seguire, c'è una rendicontazione molto farraginosa, quindi abbiamo dovuto anche modificare le strutture degli uffici per portare avanti questi cantieri, però credo che il volto della città sia notevolmente cambiato. Questi 6 cantieri importanti è il ponte dell'Adige, non so se l'hai fatto, sì, insomma abbiamo rifatto questo ponte che era molto vecchio perché era circa degli anni 50 e necessitava assolutamente di una messa in sicurezza. Abbiamo fatto una strada principale che è via Matteotti, che è la strada dei Carabinieri, dove c'è la caserma dei Carabinieri. Abbiamo messo in sicurezza la sinistra Adige, che è una strada arginale molto pericolosa con una posizione di guardrail e degli asfalti importanti. Abbiamo e stiamo concludendo piani urbani integrati, che sono dei campi sportivi. Abbiamo rifatto sia l'impianto, diciamo proprio il campo con l'irrigazione, le tribune e un campo da padel. Abbiamo e siamo in consegna a giorni una mensa all'interno di un plesso scolastico molto importante, una struttura da 1.400.000 euro, abbastanza impegnativa sia dal punto di vista economico, però che ci darà grandi soddisfazioni, quindi l'investimento nella scuola è molto importante. E poi abbiamo il progetto più ambizioso, che anche questo è in via di ultimazione, che è il progetto Pinqua, che è un progetto innovativo sulla qualità dell'abitare. Sono 2 stralci, 10 appartamenti costruiti a San Giuseppe e 4 appartamenti costruiti qua in centro. Quindi questi sono i cantieri che noi consegneremo entro marzo, 31 marzo, sperando insomma che ci sia un po' di lasso di tempo per la rendicontazione che è il 30 di giugno. Però abbiamo tanti altri cantieri, tanti progetti presentati, dalla pista di atletica
a un co-housing presso la struttura dell'ex Marcello da 6 milioni di euro, abbiamo portato a casa dei finanziamenti per circa 300.000 euro per rifare 6 appartamenti di case popolari. Recentemente abbiamo portato a casa un finanziamento da 70.000 euro per la manutenzione del nostro palazzo comunale dove ci troviamo, Palazzo Barbiani, che ovviamente sente i segni del tempo anche se è un palazzo meraviglioso. Abbiamo portato a casa un 55.000 euro, anche questi recentemente, per il rinnovo degli arredi su un bando nazionale. Insomma, diciamo che abbiamo cercato di non perdere occasioni facendo lavorare magari anche con gli straordinari dipendenti pubblici, ma non ho voluto lasciare indietro niente e soprattutto ho voluto lasciare dei progetti all'amministrazione che verrà. Ti faccio l'ultima domanda, però qua devi essere sincero. Ma quelli un po' più anziani vi lasciano spazio? Sincero. Sono sincero, Nì. tu stesso devi trovarti lo spazio e prima o poi noi giovani ce la faremo. Io guarda, sono convinto che sicuramente prima o poi la politica avrà le porte non aperte, spalancate a noi giovani, sicuro. Come ultima domanda, il suo sogno del cassetto del sindaco di Cavarzere, qual è? Allora, ne avrei tantissimi perché avrei tantissime cose Allora, che mi gliene concedo piacerebbe fare. Allora, sicuramente il palazzetto dello sport, io da sportivo mi piacerebbe offrire ai giovani un'opportunità importante, perché quando i giovani fanno sport non hanno tempo per fare altre cose, vediamo quello che succede in tutte le città, in tutti i piccoli centri d'Italia, quindi sicuramente mi piacerebbe realizzare a Cavarzere un palazzetto dello sport. Il secondo sogno nel cassetto è quello del campanile. Il campanile, c'era una diatriba che durava da 50 anni con la curia, è mio e tuo, non si sapeva di chi fosse, l'abbiamo definita l'anno scorso, 2 anni fa, quindi campanile che in realtà non si chiama campanile ma è Torre Barbiani come palazzo dove ci troviamo qua, quindi è del comune, attualmente è del comune. Mi piacerebbe recuperare delle finanze, magari tramite bandi speciali anche per gli edifici insomma di pregio, e il mio sogno sarebbe quello di renderlo visitabile. Io ho avuto la fortuna di andare su nel campanile, anche se adesso come adesso non è sicuramente sicuro raggiungere la vetta, però io credo che potrebbe attrarre tantissimi curiosi perché la vista da oltre 60 metri è veramente bella, nelle giornate limpide si vede il mare, e quindi anche renderlo visitabile come tanti campanili diciamo hanno questa possibilità sarebbe un altro sogno nel cassetto. Ma se vuoi restiamo qua 2 giorni perché ne ho finché vuoi a dirti di sogni sul cassetto. Grazie sindaco.